Ogni volta che inizio a parlare, con la coda dell'occhio guardo Marco e vedi col telefono così. Ma la parte più dolorosa non l'hai vista, davvero, quella parte che ho detto. Quella toglila, se no Non finirà. mi trovi suicidato, mi trovi suicidato. Lo sai, ma sta registrando la 2 ore. un proiettile alla giugulare, però. Gazzola, portaci a buttare! Gazzola, portaci a buttare! Da buttare tutti, Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Nitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo Giorgio che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Nitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a Trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e vedi. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti gli ascoltatori, telespettatori o quello che è di Radio Libertà e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti. Questa è una puntata incredibile perché sarà ricordata come la puntata che ci rappresenta. Perché, signor Talebano? Secondo lei perché? Perché chiaramente non ha dato nulla secondo i piani, eppure ce l'abbiamo a parte fatta. quello, c'è una motivazione molto più semplice, banale e anche un po' scontata. Secondo lei che puntata è questa? Una puntata di lutto perché mi si sono rotti gli occhiali No, veloci. non ce ne frega niente, non ce ne frega niente. Allora, noi a fine luglio abbiamo festeggiato la puntata numero 100, poi abbiamo fatto la 101. Oddio, siamo arrivati a quel numero. Siamo tornati con la puntata numero 102. Lunedì scorso abbiamo fatto la puntata numero 103 e oggi, diciamolo tutti insieme, è la puntata numero 104. Fatemi dire quella che ci rappresenta. Bravissimi. Fatemi dire anche quella che rappresenta tutti quei coglioni che stanno manifestando oggi, rompendo il cazzo a tutti quelli che devono lavorare. Calma, cugino. Allora, dovete sapere, voi che avete iniziato a guardare questa puntata alle 17:05, che io sono entrato in questo studio. Allora, intanto quest'uomo era già qui da 20 minuti almeno. 20 minuti? Da mezz'ora. Dalle 16:30. Di più, dalle 16:10 sono qua. Io sono entrato correndo in questo studio alle 17:03. Quest'uomo è entrato in questo studio correndo alle 17:06. Siamo arrivati giusto in tempo. E quando è che siamo partiti? Siamo partiti alle 4 meno un quarto. Alle 4 meno Noi un abitiamo quarto. neanche a 10 chilometri da questo studio. Perché, cugino, ci abbiamo messo più di un'ora per fare nemmeno 10 chilometri? Ma perché ovviamente questa città oggi è totalmente bloccata da dei coglioni che stanno manifestando perché pagano 1.200 euro per un monolocale di 15 metri quadri? No! Perché gli stipendi in questo paese sono rimasti gli stessi da 30 anni? No! No, stanno manifestando tutti e bloccando la città per la Palestina. Questo qui è un popolo di capre, ignoranti e di bestie. Ma è incredibile che al di là del protestare, al di là degli scioperi, perché io gli scioperi per motivi diversi da quelli lavorativi non li contemplo nemmeno, ma è un discorso a parte, si possono anche capire. Quello che non è contemplato è il vedere una città come Milano, e tra poco faremo vedere i video di Stazione Centrale, rasa, messa a ferro e a fuoco da gente che fa finta di protestare, ma che c'ha solamente voglia di fare bordello, o no, signor Talebano? Assolutamente sì, è pietosa veramente questa scena che sta accadendo a Milano oggi, con degli idioti, degli aggressori, come possiamo definirli questi? Degli idioti. Definiamoli degli Ma idioti. tra poco il signor Gazzola li definirà in maniera migliore di quello. Possiamo innanzitutto, o se vuole dire qualcos'altro. No, se possiamo Facciamo parlare le immagini. Regia, possiamo inquadrare lo schermo? Grazie mille. Allora, questi sono i video direttamente da Stazione Centrale, come potete vedere. Li vedete i pacifisti? Li vedete come protestano in maniera pacifica?
Un po' alla Enzo Iacchetti. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Oh, ne abbiamo un altro molto divertente. Guardate come sono belli, come sono pacifici. Guardateli pacifisti. Poi magari se parte un manganello è la polizia che sbaglia. Guarda, paradossalmente oggi è proprio la giornata sbagliata anche semplicemente per caricare, per fermare questa gente, perché oggi penso che scapperebbero tanti morti. No. E sai, è un attimo che magari una persona cade, viene calpestata e dopo alla fine il problema è la polizia che ha caricato. Certo, e poi Quindi vedremo. Grazie, anche la regia. polizia oggi si sta comportando in una maniera esemplare, seppur comunque stia consentendo a queste persone di mettere a ferro e fuoco Milano. Ma Però- certo, cosa che in un paese civile non dovrebbe essere consentita. Queste scene qua non sono il sale della democrazia, come dice qualcuno, sono delle scene indecenti per un paese civile. Un paese civile non dovrebbe permettere situazioni di questo tipo. Ora, se posso andare con gli audio di Gazzola, posso? Grazie, regia. Buon lunedì ai nostri ascoltatori. È un lunedì abbastanza infame perché a Milano, così come in tante altre città d'Italia, per tantissimi lavoratori è stato un lunedì di disagi, di incazzature come Già. non mai. Già. Perché? Perché semplicemente degli sfigati che oggi non avevano voglia di andare a scuola o di drogarsi in qualche parchetto come al solito, hanno deciso di mettere sotto sopra le città pensando magari di risolvere tutti i problemi palestinesi, insomma, del Probabile. Medio Oriente, tutta quella roba là, pensando di risolvere mettendo a fare fuoco tante città italiane. Ecco, è una vergogna, è una vergogna. Io penso che se noi prendessimo a modello certi paesi dell'est, queste cose non accadrebbero, però questo è il no. mio parere personale, che sono sicuro che anche il buon Vittorio Le Donne condividerà tutto questo. Comunque, questi parte qua meritano di essere semplicemente investiti, No! investiti da un tir, da un No! tram, da un pullman, da una macchina, da un motorino, da un cinghiale. A Roma, dove sono i cinghiali quando servono? Dove sono? Dove sono i cinghiali davanti alla stazione Termini? quando Questo è servono? vero, questo è vero. Questo è vero. Ma che mandassero i cinghiali davanti alla stazione centrale di Milano a caricargli un po' sti drogatelli. No, vabbè, mi sembra un po' eccessivo, però ha reso bene l'idea, devo dire. Guarda, per la prima volta Per la prima condivido con l'avvocato Gazzola, sinceramente. Non penso sia mai accaduto in 4 anni, ma sì, questi qua, diciamo che se scomparissero dalla faccia della terra farebbero un favore a tutta quanta l'umanità. Sì, Noi in primis. Assolutamente. E detto sinceramente, avete rotto il cazzo. Oh, Cioè, avete... doveva basta. partire prima o poi. Basta. Io mi scuso un po' con gli ascoltatori, con i gentili ascoltatori di Radio Libertà. Tra l'altro oggi non abbiamo fatto nemmeno le presentazioni. Il cugino ma Vittorio, oggi il dottor Talebano per la terza volta in questa stagione con noi. Però c'è del fervore, perché quando una cosa ti colpisce da vicino, cioè, ma pensate... No, quando devi fare meno di 10 chilometri in un'ora, più abbiamo di un'ora e messo un quarto 50 minuti per fare 200 metri, cugino. È chiaro che per uno fare- poi esatto, esatto. entra qui galvanizzato, entra qui elettrizzato con la voglia di mandarli tutti a fare in culo. Mi sembra anche umano, mi No, sembra ma mi anche sembra normale. pacifico anche dirlo. Cioè, Pacifico che dovrebbero essere placcati dei cinghiali, o no? ma sì, o da quello, da falciatrice, proprio ci passi proprio bene, zam. Vabbè, adesso non vorrei ricevere una richiesta di Ma chiusura è di tutto questa radio è per tutto- istigazione ma all'odio, è perché tutto giustamente se noi ci in senso auspichiamo figurato. che parta qualche manganello, siamo noi che incitiamo all'odio, non quelli lì, giusto? No, è pietosa questa scena, anche perché il problema è che questa gente qua mette a ferro e fuoco una città, la blocca, distrugge delle infrastrutture pubbliche e alla fine quelli che ci vanno di mezzo saremo sempre noi. Certo. Perché tanto alla fine questi qua in qualche modo riusciranno a scappare e non verranno puniti. Ma certo. Perché sono... Con qualche giudice che li libererà il giorno dopo, perché sono ragazzi, Ah sì, ma vabbè, sono ragazzi. come gli amici di Rami, no? Guarda, Che questi anche loro avevano guarda, messo a io di fare fuoco solito la dico città. sempre che sono ragazzi, lasciateli stare. No, questi qua non sono ragazzi, questi qua sono teppisti e non bisogna lasciarli stare, bisogna prenderli e mandarli in un riformatorio. Oh. Perché questa qua è gente che va lì per distruggere, non è gente che va lì per manifestare. Infatti già mi sembra che qualcuno dei Propal si sia dissociato e abbiano fatto addirittura un sit-in sempre a Milano in giro, ma conta zero, perché fino a che questa gente qua va in giro dicendo che sono dei vostri, e sicuramente
come in qualsiasi organizzazione c'è sempre qualcuno che è un po' più esagerato, un po' più estremista. Fammi dire una Ma cosa devono proprio in avere il coraggio chiusura. di Fammi dire proprio una dissociarsi. cosa in Ma che chiusura. non hanno mai. Ma anche se si dissociano, comunque vale 0, perché quello che fanno lo fanno così. Guarda, proprio prima della prima canzone, fate dire una cosa. Io sono stato a tantissime manifestazioni pro Israele da quando è iniziato questo conflitto, e ho manifestato con loro tante volte. Mai una singola volta ho visto delle scene del genere. Arrivano sempre E dall'altra soprattutto parte. mai una singola volta l'intera città di Milano è stata bloccata, o no? Esatto. Anche perché noi non abbiamo i sindacati che ci fanno fare sciopero. Vabbè, plachiamo un attimo gli animi, andiamo con la prima canzone, Omajali con QC. On my bed, I know you wanna see me crawling in the end. Oh, I never felt so myself. I've never been so alive like never before. How does it feel? What drives you mad? You see me doing good. Does it hurt that bad? I never felt before. I never cried before. This makes me a fighter. Now more than ever. That's my crown. Top of my head. Feed me drum. It's gonna make you sad. Got my crown. Top of my head. Feed me drum. It's gonna make you sad. Oh, my bad. I know you wanna see me dying in the end. Oh, as you can see, I breathe again. You never see a white flag waving at my door. Got my crown above my head. See me proud, it's gonna make you sad. Got my crown above my head. See me proud, it's gonna make you sad. I'm gonna make you mad. Man, 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 I'm gonna make you I'm gonna make you mad. Man, I'm gonna make you mad. Man, I'm gonna make you mad. Man, I'm gonna make you mad. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo una grandissima cantante, una cantante che la nostra amica Lucrezia ha definito giustamente una fessa potentissima, Omajali con QC, grande. E plachiamo un attimo gli animi, abbiamo iniziato in maniera scoppiettante, però chiaramente quando ci metti 50 minuti per fare la 300 regia, metri appunto, ci voleva dire ci voleva dire una cosa, ecco, prima questo. durante la canzone ha fatto un'affermazione molto intelligente e molto interessante, non che di solito non le faccia, anzi le fa sempre, però questa volta vorrei chiederle di ripeterla in diretta in modo da poter creare del gaudio tra di noi. Allora, al di là di scioperi, manifestazioni, cortei e tutto il resto, volevo dire che, diciamo, a Roma, come dirla in modo poco polemico,
50 minuti per fare 3 chilometri è l'ordine del giorno. Ecco, quindi non mi lamenterei troppo, fossi in voi. Lo so, ma qui Regia, se siamo meglio noi organizzati siamo di un voi, paesino non è un piccolo, problema noi nostro. abbiamo Ma io questo altri non l'ho mai messo in dubbio. abbiamo siete altri più organizzati problemi. di noi, ma solo quello. però qui Solo siamo nella organizzati. civiltà, capisci che non Sì, è normale? certo. Capisci va che bene. non è normale? Ma vi lascio parlare perché vi lascio quel poco che avete. Ah, bene. Però noi non abbiamo il Colosseo, hai capito? No, Vabbè, lasciamo stare. Che no, non voglio innescare. prego, facciamo la polemica Roma-Milano, dai. Già cominciamo? Già cominciamo? Dico che avete alcune cose, Sì? ma diciamo che non tutte, diciamo così, non tutte quelle che piacciono a me. Ah, giusto. L'organizzazione e la funzionalità è una di queste. Diciamo che avete meno storia, mi spiace. Vabbè, sai, quando devi raggiungere il lavoro della storia, magari Vabbè, no, però capisco, perché anch'io questo faccio... è vero, Anche io però- faccio questi ragionamenti comunque. Va bene. E infatti Continuate. settimana scorsa ero a Verona, dicevo ma quanto deve essere bello abitare qui, anche se magari non hai gli stessi servizi di Milano. No, comunque abbiamo la seconda parte dell'audio di Gazza che parlava di una cosa che come ogni anno noi facciamo a settembre, ovvero andiamo a devastarci, a far uscire tutta la nostra ignoranza nella serata di sabato sera del raduno di Pontida. Perché? Perché è bello così. Posso? Al di là di questo aspetto, insomma, di questo fatto che sta succedendo in tutta Italia, che dire, ieri è stata la fantastica manifestazione di Pontida, tantissima gente come ogni anno, un momento di comunità, di futuro, di identità, tanti gli interventi dei nostri ospiti, ma soprattutto abbiamo visto il buon Marco Rubeo fare interviste a Muzzo ai militanti della Lega. Io penso che le sue interviste siano le interviste più belle alle quali abbiamo mai assistito, ma soprattutto le interviste più cringe. Non entro nello specifico, quindi non vi dirò i dettagli di quelle interviste, probabilmente le scoprirete da sole, probabilmente non credo. Se noi doveste scoprire da soli è perché il buon Marco non so, insomma, probabilmente ha qualcosa da nascondere. Vero. È una persona misteriosa. Comunque, come sempre, vive ai piedi. Concludo facendo una domanda al buon Vittorio Le Donne. Che tempo fa oggi a Leopoli se a Milano piove? Ma allora, innanzitutto diciamo che il buon Gaz, cioè per una volta è riuscito a farmi essere d'accordo, diciamo, con un buon 90% di quello che ha detto in un suo audio, e che è molto. E seconda cosa, cioè, per chi ancora come il dottor Talebano oppure dalla nostra regia ancora non hanno visto questa meravigliosa interviste, ma io chiederei non un c'è stata nessuna sondaggio. interviste. Io chiederei Non ci un sono state sondaggio sulla interviste. pagina dei Barbari Eleganti per potervela far vedere la settimana prossima. Non ci sono state interviste da parte mia, almeno non allo scopo poi di andare in onda su questa radio. Comunque, io direi di andare con la prima notizia, una notizia in realtà seria, perché siamo iniziati in maniera abbastanza cazzona e cazzuta, perdonate il turpiloquio, andiamo con qualcosa di serio. Allora, questo è molto interessante. Questo paese premia i poliziotti che dicono di no alle tangenti con lo stesso importo offerto. Bellissimo. Siamo in Russia, andiamo in Russia, nella civilissima Russia. Gli agenti di polizia... Un paese assolutamente non pieno di corruzione, come ci dimostra quest'articolo. Vabbè, Gaz direbbe che c'è più corruzione in Ucraina, ma fa niente, non è importante. Ho i miei dubbi. Gli agenti di polizia che rifiutano le tangenti ricevono l'importo offerto. Nella regione di Rostov, in Russia, i poliziotti che rifiutano tangenti vengono ricompensati con l'importo offerto in corruzione. La misura mira a combattere la corruzione e scoraggiare chi propone tangenti. Ogni tangente rifiutata è segnalata alle autorità e può portare a un procedimento penale. Alcuni deputati russi temono che la misura favorisca la corruzione interna tra i poliziotti. Gli ufficiali già premiati hanno ricevuto somme che corrispondono esattamente, come abbiamo già detto, ai soldi offerti dai corruttori. Questo mi ricorda un po' come quando hanno detto, per ricollegarci sempre ai disagi
i disagi dei mezzi pubblici, in particolare i disagi della nostra amata Trenord, sempre un servizio eccellente ogni volta, soprattutto quando c'è maltempo, che qualche mese fa era uscita la notizia che i dipendenti, come si dice, quelli che guidano i treni, i conducenti di treno, non lo so, di Trenord, avrebbero ricevuto un bonus in busta paga se i treni fossero arrivati in orario. Ma allora non era colpa dei guasti? Cioè, ma fatemi capire, ma adesso bisogna dare i bonus se i treni arrivano in orario? Non dovrebbe essere la normalità? Cioè, questo è il mondo al contrario, signor Talebano. Questo, premiare una cosa che dovrebbe essere la normalità. Esattamente come premiare chi rifiuta una tangente. Cioè, al massimo premiare qualcuno che sta già facendo il suo lavoro. Che sta facendo solo il suo dovere, o no? Beh, diciamo che io sono a favore di sostituire qualsiasi cosa con l'IA, quindi utilizzerei il metodo Albania in qualsiasi posto, in qualsiasi settore che esista. No, è assurdo, perché io che sono una persona normale, che conduco un lavoro normale, se non faccio addirittura più di quello per il quale sono pagato, me ne vado a casa. Pensa se faccio di meno e prendo di più addirittura. O se non prendi una tangente. Esatto, cioè anzi mi è capitato magari di rifiutare delle mance a lavoro perché sono pagato per fare quello, oltre al fatto che se le avessi accettate mi avrebbero lasciato a casa, ma questo è un altro discorso. Ma erano mance oppure... No, mance. Però sai, i datori di lavoro italiani sono così, non si può fare molto, sia mai che arrotondi. Quindi se lei fosse un agente di polizia russo, sì, e le proponessero una tangente, io farei di meglio. Cioè? Io continuerei a fingere di ricevere tangenti così da ricevere sempre più soldi dallo Stato. Però alla fine le incassi davvero. Che alla fine le incasso davvero. Fai come fanno cosa certi liberi professionisti. Metà la dichiari, così te la rimborsano, e l'altra metà la prendi. Dottor Talebano, assolutamente sì, oppure gonfi un po', diciamo. Il 50% delle sue origini è dall'Afghanistan. L'altro 50% ci vuole dire... Silenzio. Non si può dire in diretta. Tu immagina se questa cosa di, diciamo, rimborsare le tangenti venisse applicata in Italia, che disastro. Cioè, recessione dopo 2 settimane. Bellissimo. Cioè, casse dello Stato distrutte, debito già lo pubblico sono, sarebbe la mazzata finale. Appunto, pensa. Forse sarebbe da auspicare per poter avere un reset come sta succedendo in Argentina con... Più che in Nepal, io direi in Argentina con Milei, cioè arrivi a quel punto dove... Non c'è soluzione, io preferirei fare come in Nepal in Italia. Ma non mi stupirei se questa cosa non la scoprisse il partito italiano più vicino alla Russia, ovvero il Movimento 5 Stelle, ed entrasse nel prossimo programma elettorale presentato da Giuseppe Conte per le elezioni del 2027. Signori, tra 2 anni si vota, si torna al voto per eleggere il nuovo Parlamento che poi dovrebbe eleggere il nuovo governo, se sarà il primo governo Schlein o il secondo governo Meloni, chi lo sa. Noi ovviamente auspichiamo che sia il primo governo Schlein, chiaramente. Brividi. E magari questa cosa potrebbe entrare nel programma di governo del Movimento 5 Stelle, perché dopo aver proposto soldi per tutti e case ristrutturate per tutti... Dopo che hanno abolito la povertà nel 2018... Ora aboliranno anche la corruzione. Non mi stupirei se volessero abolire la corruzione rimborsando le tangenti non incassate da parte Così proprio di tutti i appello funzionari ufficiale pubblici. a Giuseppi, o appello ufficiale, mettilo nel programma questa proposta, mettila nel programma. Hashtag Giuseppe, mettiglielo nel programma. direi perfetto. Cugino, invece tu cosa ne pensi? Cioè, ti sembra un modo sano, un modo intelligente per combattere la corruzione? Allora, se devo vedere la cosa come filo ucraino, dico saranno ulteriori milioni di rubli che finiranno sprecati e saranno utilizzati per la guerra in Ucraina, quindi dico continuate pure. Sì. Dall'altra parte, sono pagati per fare quello, gli devi dare pure il premio se fanno nient'altro che il loro dovere. Se in un mondo dove quello che è minimamente il tuo dovere diventa qualcosa di speciale che deve essere premiato. Loro ricevono una somma pari alla tangente per essere stati fedeli al proprio lavoro, ai propri principi e soprattutto al proprio Stato. Cioè è diverso, Vitto. Quando facevo l'agente immobiliare non credo che mi avrebbero premiato se non avessi accettato,
una bustarella dalla competizione no, queste non si possono dire. Ma perché veramente. a quanto pare lo Stato russo è molto più magnanimo di quello che sembra. Forse ha sempre avuto ragione Gazzola e non lo sapevamo, che ti devo dire. Ma guarda che la storia darà ragione a Gazzola, La Questa storia è darà ragione l'ennesima a Gazzola. dimostrazione di che paese ridicolo Che sia. Gazzola ha sempre avuto ragione. Bene signori, direi di andare con la seconda canzone. Il Led Zeppelin Con Wall Lotta Love. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to schooling. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. 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 You've been learning, baby, I've been learning. Oh, that's a good time, baby, baby, I've been learning. Way down inside, honey, you need I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, a whole lot of love. 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 E rieccoci su Radio Libertà con i Barba Elegante dopo i Led Zeppelin. Che goduria ogni volta, Che cugino, goduria, è sempre una gran goduria, cugino, e lo capisco. Quindi abbiamo parlato di quanto siamo arrabbiati per questa nostra amata Milano messa a ferro e a fuoco. Ci è stato confermato dalla regia che comunque in altre parti d'Italia metterci 50 minuti per fare 200 metri non è poi così grave. È arrivata un'altra persona in regia, sempre da Roma, che conferma che non è poi così grave metterci 50 minuti per fare 200 metri. Ma noi comunque rimaniamo della nostra idea, perché siamo pur sempre milanesi, anche se dell'Interland. Ecco, vedo che sta per intervenire. No, ok, no, è un altro discorso. E allora poi abbiamo parlato di come in Russia adesso ti premino se non ti fai corrompere. Evidentemente siamo arrivati a quel livello lì. E non lo so, cosa facciamo? Abbiamo forse una chiamata? Bene, buonasera. Uno, non può essere la Formula 1, dai. No, decisamente non può essere la Formula 1. Pronto? Sì, buonasera a tutti, Lisetta. Buonasera. Ragazzi, due parole sull'Ucraina, vista da dentro. Sì. Allora, la realtà del paese
in guerra per sopravvivere è molto diverso dal film hollywoodiano che abbiamo creato in Italia. Allora, l'informazione è a reti unificate, controllato dalla Presidenza. Chi parla la lingua di Mosca rischia grosso e chi ruba vive nel lusso. Tutto qua, ho fatto presto stasera. No, grazie. Sì. Salute ragazzi e buona settimana anche a voi. Grazie, buona settimana. No, Grazie, buonasera. Buonasera. No, ma è un discorso molto interessante, no, cugino? Tu non lo condividi? No, io diciamo che dalle mie fonti, quello che so io, non è così. Comunque, anche perché stiamo parlando di un paese tu hai le tue fonti, di un paese dove si dice che i comandate dai russofoni sono nasoni, dai. discriminati e il presidente, guarda caso, è di madrelingua russa anche, quindi non mi sembrano così discriminati. Ma le bombe in Donbass. Sì, ma non gli ce lo accordi di dicono, Euromaidan, sì, non ce lo dicono, ma i dazi che non hanno funzionato. Comunque io qui voglio fare una lamentela pubblica. Sì. Io è da 3 settimane che voglio insultare quel dittatore schifoso di Traoré e del Burkina Faso e qui i veri poteri forti, ovvero colui che controlla il mouse non mi permette di insultare. Ma l'ho tolta quella notizia perché ormai era vecchia. Sì, che in Burkina Faso hanno dichiarato illegale l'omosessualità. È una cosa atroce che noi ovviamente condanniamo, ma che ci vogliamo fare? E soprattutto mi impedite di leggere i meravigliosi commenti di gay.it, dove si è creata una situazione bellissima, cioè dove c'è una parte, diciamo, di mondo LGBT che attacca l'Africa con commenti razzisti e sono arrivati poi dei commenti di africani con commenti omofobi ad attaccare quelli Ma di sei gay.it. sicuro che non sia il sottosopra, comunemente chiamato X? Comunemente chiamato il mondo al contrario. È il mondo al contrario. Credo che quello lì sia stato una delle zone dei commenti, dei post, dei commenti dei post più belli che abbia mai letto, incredibili. No, c'è Sanremo 2025. No, meglio. Beh, io allora ti commento con una citazione tratta dal defunto Cerbero Podcast con Mr. Marra che dice: guerra tra falliti, virgola, non mi interessa. Ma noi di questo viviamo, tra le guerre tra falliti? Ma noi facciamo le guerre tra falliti perché noi siamo i falliti, altrimenti io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. L'altra sera eravamo a Pontida, c'era anche il direttore Sallusti, è arrivato Scogni, è andato dal direttore Sallusti e gli ha detto: perché non cancelli la loro trasmissione? Perché continui a mandarli in onda? E il direttore ha detto: perché tutto sommato nel contesto è un caos organizzato, quindi ci sta. E ti devo dire, a Pontida ho anche ricevuto dei complimenti sia per i barbari eleganti e anche per Cross. Ma non ci crede nessuno, dai. Ma non ci crede nessuno, cugino. Nessuno segue i barbari eleganti. Tutti ti avranno fatto i complimenti per Crossroads. ma anche per i barbari eleganti, certo. Mamma mia. Anche a me, oddio, è vero, ora che mi ci fai pensare, anche a me un paio di persone mi si sono avvicinate e mi hanno detto: ma tu sei quello dei barbari eleganti? Esatto. E io, sì, ma perché tu segui questa trasmissione? Non si capisce. Ma quanto deve essere brutto essere riconosciuto per i barbari eleganti? Atroce, cioè penso che è la fine della tua carriera, cioè d'ora in poi dovrai andare in giro bardato, coperto, in realtà viso. hanno riconosciuto anche te, perché ne stavo parlando col nostro amico Filippo Leon, che tante volte è venuto qui, e gli faccio: vabbè, poi prossimamente, tra un mesetto, se vuoi venire a farci compagnia. E lui mi fa: ma non c'è il signor Talebano adesso a sostituire Gaz? Guardi, io sei entrato anche tu nell'immaginario dei barbari. Ma io per fortuna, diciamo, ho sempre lavorato nell'ombra, quindi non mi sono macchiato di peccati gravissimi in queste poche presenze che ho fatto, ma non mi sono totalmente compromesso la carriera come voi che vivrete nello schifo per tutta la vita. Questo è quello che pensi, in realtà anche la tua è già compromessa, non ti preoccupare. Ma sapete quale vita è compromessa fino alla fine del tutto? Quella di un ultra ottantenne giapponese. Sono bloccato nello spazio e ho finito l'ossigeno. Finto astronauta, truffa pensionata giapponese per 6.000 euro. Vittima suo malgrado del raggiro online è un ultra ottantenne giapponese che ha perso oltre 1 milione di yen a causa del truffatore online che l'ha convinta di essere un astronauta in difficoltà durante una missione e di avere bisogno di soldi per l'ossigeno.
Un'anziana donna è stata truffata da un sedicente astronauta e indotta a sborsare una cifra pari a circa 6.000 euro, dopo che l'uomo le ha fatto credere di essere bloccato nello spazio e di aver bisogno di soldi per l'ossigeno. Sono bloccata nello spazio e bisogno urgente di ossigeno, ha detto il finto astronauta alla vittima, riuscendo a convincerla a fare un bonifico immediato per comprare quanto gli occorreva dopo un incidente a bordo di una fantomatica navicella spaziale che orbitava intorno alla Terra. Secondo la polizia locale, che ha smascherato infine il truffatore, si tratterebbe di un classico caso di truffa sentimentale. Ora, torniamo al solito vecchio discorso. Vanna Marchi aveva poi così tanto torto? È così sbagliato dire i coglioni vanno inculati? Secondo me, nella maggior parte dei casi sì, in molti casi tipo questo non sempre, perché tu puoi essere anche una persona fragile, puoi essere anche un ultra ottantenne, puoi essere anche una persona che non ha niente a che fare con la tecnologia e che vive fuori dal mondo, ma se davvero arrivi a credere che tu, per salvare la vita di un astronauta che ha finito l'ossigeno, gli mandi un bonifico, tu veramente, non dico che te lo meriti, ma te la sei cercata. Cugino. Allora, qui bisogna fare almeno una considerazione, cioè spero che la signora, non lo so, almeno soffra di qualche patologia come di Alzheimer o demenza senile che la porti ad essere... Ma allora non devi avere la possibilità di fare i bonifici, i tuoi figli te lo devono impedire. Perché sennò è veramente molto grave come situazione, cioè perché lì qualche caso lì è brutto da dire, ma te lo meriti, cioè, che caschi in una... È forse meno peggio rispetto alla notizia che abbiamo dato la scorsa stagione del Brad Pitt, che gli ha dato 2 milioni di euro per il finto Brad Pitt. Esatto, qui comunque la cifra è più contenuta, però per Vanna aveva ragione. Aveva ragione. Signor Talebano, Vanna Marchi aveva ragione. Vanna Marchi aveva ragione. Come puoi pensare che di salvare la vita di una persona che ha finito l'ossigeno con un bonifico di 6.000 euro... Come se poi nello spazio cosa dovevi fare? Un'ordinazione su Amazon, così che arrivava il corriere con la navicella spaziale con in Futurama e ti portava l'ossigeno? Cioè, ma cosa stavi pensando in quel momento? Me lo spieghi? Secondo me a questa persona servirebbero 2 firme, diciamo, sul conto corrente per accedere. Mettiamola così. Sì. Cioè, vedi, è diciamo, quello che dico. Cioè, non mi sento neanche di accusarla più di tanto, però... Cioè, io una scusa così non l'ho mai vista, cioè, ma neanche nel playbook riuscirei a trovare una cosa così stupida. Cioè, complimenti astronauta, complimenti per la citazione. Grazie. Facci i miei complimenti. È incredibile. A proposito comunque di Vanna Marchi, fatemi fare un piccolo annuncio. L'altro giorno, tornando da Barcellona, abbiamo beccato purtroppo ancora i domiciliari. No, Davidone! Davide La Cerenza. E devo fare questo appello: per favore liberate quell'uomo, non ha fatto nulla di male. Ma assolutamente sì, l'abbiamo sempre detto, free La Cerenza tutta la vita. Free Cavallo. Avrei qualcosa da ridire sul non ha fatto niente di male, perché... Ma signor Talebano, lei... Come nei film di Capri, amore. Forse qualcosa di male lo ha fatto. Ma è un principio liberale. Forse qualcosa di male lo ha fatto. Ma è un principio liberale, c'è qualcuno che ha una domanda e lui ha risposto a quella domanda. È un semplice principio liberale, non ha fatto nulla di male. Talebano, diciamo che a volte se lei crede nei principi liberali, ora per solidarietà a un fratman ingiustamente incarcerato deve fare un nitrito. Io non sono un pedofilo. Deve fare un nitrito. Tanto meno un nitrisca. No, io nitrisca in solidarietà al cavallo. Io sono rimasto schifato. Cugino, l'ho anche un po' ammirato, però... solidarietà al cavallo. Dai, cugino. Nitriamo. Vai. No, ti prego. Cancellate questo programma, per favore. Posso chiedere alla regia? Posso chiedere alla regia come si sente dopo questa scena atroce? Io come mi devo sentire, Marco? Come 40 minuti fa? Come quando mi hai visto entrare correndo in questo studio e dicevi cazzo alla fine ce l'ha fatta. Mi sentirò meglio fra 15 minuti. Esatto. Bene. Ma mi fa piacere essere considerati così dalla nostra regista. Comunque, come ci si sente ad avere un anno in più? Che dire, 27 sono tanti. Troppi. Fine.
Teoricamente hai già raggiunto il ciclo di vita ottimale. Allora, più senti, di questo non puoi ambire. Allora, questo forse È no. presente la curva di Gauss? Sì, La l'ho gaussiana. presente, sì, Ecco, ce l'ho presente. diciamo che sei qua. Mi D'ora sembra in un poi po' sarà tutto troppo un... eccessivo, Quindi mi ne sembra approfitterei eccessivo. ora. Ma allora, mi sembra eccessivo. Però si fa sentire quest'anno in più. Dai 25 in poi io dico che secondo me è un declino. Ma invece io Allora, posso chiedere alla per fortuna non regia raggiungerò mai se... quell'età, perché nella mia Come? lore non è No. contemplata arrivare a quest'età. No, lui Posso il 6 chiedere, dicembre... vabbè. scusate colleghi, posso chiedere alla regia se la settimana prossima potrò mandare il loro necrologio? Ma perché? No, come? Ma perché? No. Ma sì, ma Perché fai sappiamo il tutti coccodrillo? che... Ma sappiamo tutti che fine farete dopo aver insultato la regia in questo modo. Cioè, beh, è ma palese. allora, secondo verremo me suicidati con un proiettile alla giugulare. Marco Rubeo ha detto ben di peggio in queste punte, in questa edizione nella scorsa. Direi di sì. Sì, e non va bene. E chi ti ha detto che non va bene? Io sono qui a fare il pagliaccio apposta, cioè è il mio lavoro. Beh, oddio. Ora, Il tuo lavoro è fare la regia, il mio lavoro è fare il pagliaccio, Pensa un insomma, po', alla fine pensa, siamo... pensa che roba, pensa dove sono rimasta. Il tuo lavoro è dove sono fare la arrivata. regia al pagliaccio, anzi Vabbè, ai pagliacci. Continuate. Continuiamo? Sì, vai. Ma secondo te, regia, è possibile partorire due gemelli da due padri diversi? Ti devo dire, il mondo è bello perché vai. Caspita, dopo tutti questi anni adesso ho capito dove hanno preso il loro nome i gemelli diversi. No! Salutiamo la mamma dei gemelli diversi, ovviamente. Partorisce due gemelli da padri diversi. Era stata con entrambi lo stesso giorno. Beh, complimenti signora. Ma è Complimenti, biologicamente signora. possibile una cosa del È quello che genere? ci siamo sempre chiesti, a quanto pare sì. Una donna ha fatto l'amore 2 volte nello stesso giorno e fin qua nulla di strano, ma ha concepito 2 gemelli da 2 padri diversi. Se posso permettermi, io ho i miei dubbi che questa cosa sia accaduta in 2 momenti diversi della giornata. E non mi stupirei fossero anche più di 2. Ma meglio Allora, qual è ancora, il problema? meglio ancora. No, è semplicemente, cioè, al massimo mi lamento con chi ha scritto l'articolo che non si è informato abbastanza. Io non c'è posso nessun dire problema. solamente una cosa dopo aver letto il titolo. Che tu sei uno dei 2 padri? No, ma assolutamente Che per no. come era messa quella serie è già tanto che uno dei 2 figli non sia un animale. No, anzi, io mi aspetto di vedere delle bellissime foto di un bellissimo quintetto familiare. No, in questo caso, quintetto familiare. Giusto. Io comunque stapperò quando vi arriverà una querela. Cioè, ma io stapperò quello buono. Non da questa donna del Portogallo, sicuramente. Forse da me. Potrei dire che non si esclude come cosa. Ma perché dovresti querelarci? Ma in generale avrei tanti motivi. Vabbè, Continuate di nuovo, via. ma senti questa, ma guarda. Oh, rispetto! Chiedo scusa. Bravo. Chiedo scusa. Allora, una donna ha fatto l'amore 2 volte nello stesso giorno, o magari una volta sola, ma con due signori contemporaneamente. Non ci sarebbe nulla di male. 2 o più. 2 o più, giusto. I padri sono 2. I non padri non si sa. Ha concepito 2 gemelli da 2 padri diversi. Una ragazza di 19 anni in Portogallo ha partorito 2 bambini durante lo stesso parto, ma i loro DNA non corrispondevano allo stesso uomo. Si tratta del 20° caso al mondo di superfecondazione eteroparentale, un fenomeno in cui una donna ha rapporti con 2 uomini diversi, portando alla fecondazione di 2 uova da 2 padri diversi. Questo può verificarsi se i rapporti avvengono prima dell'ovulazione e gli spermatozoi sono presenti nelle tube di Falloppio, oppure dopo l'ovulazione con spermatozoi in grado di fecondare 2 uova separate. Interessante, questa è i barbe eleganti per la scienza. Beh, fatevi dire, per i problemi del paese. La commozione, guarda. Per i problemi. Per i bambini, guarda. Ma per il problema delle... Esatto. Allora, Vi querelo io stavolta, ve lo dico, stavolta vi abbasso il microfono anche. Ovviamente. Continuate senza... Cugino, prego. Allora, innanzitutto fate dire che una volta c'era l'anarchia in questo posto, adesso ci siamo ritrovati ad essere dei sottoposti praticamente. Infatti io vorrei approfittare in questo momento che la regia è occupata per complimentarmi con questa donna, cioè che riesce ad avere un doppio mantenimento da 2 persone diverse
in una botta sola. Esatto. Cioè, No, c'è da dire che- si è sistemata vita. Ma Si è sistemata vita. Però, ma c'è da dire che questa qui sarebbe un'ottima soluzione per il calo delle nascite. Dovremmo Fare più approfittarne orgi. di più. No, vabbè. Per il sociale. Forse abbiamo una chiamata. Buonasera. Buonasera, sono Adriana. Oh, buonasera. Tranquilli, continuate pure con il vostro programma, perché se siamo, non dico che siamo obbligati, però ne passano talmente tante, siamo obbligati a vedere le pubblicità che fa Fiorello, che non riesce più a far ridere neanche la sorella. Voi siete dei grandi. Grazie. Oh, signora, grazie. gentilissima, grazie mille. Ciao. Grazie Grazie mille signora. mille. Ovviamente noi rispettiamo Fiorello e soprattutto sua sorella, ma comunque, Comunque, ringraziamo la molto la signora signora. per La faccia gentilissima. tua, regia. alla faccia Quanto tua. l'avete pagata la signora Adriana? No. Tra Io non l'altro, una io signora. non pagherei mai una donna per una cosa del genere. No. 1 milione di Ma yen vai l'abbiamo sempre pagato. vai sempre oltre. Marco, cioè oggi veramente. Cioè, Vabbè, potevi scusa, anche ci ho fare- messo 50 minuti per raggiungere questo posto, Ma non posso neanche speravamo ci divertirmi. mettessi 1 ora e 50. Bene, ci sono dei... Vabbè, comunque, siamo a posto. Allora, abbiamo tempo per un'ultima notizia. Questa l'abbiamo data. Questa è bellissima. Questa? È bellissima. Ah, beh, questa è perfetta per il cugino Vitto. Allora, sulle banconote da 50 euro c'è il diavolo. La Banca Centrale Europea rassicura la Bulgaria in preda a campagne anti-UE. Signor Talebano, noi siamo andati in Bulgaria 2 anni fa, l'anno prima della loro entrata nell'euro, e abbiamo usato la loro bellissima moneta, non mi ricordo neanche come si chiama, Corona forse? Corona bulgara? Il lev Lev bulgaro, bella comunque. Adesso è entrato nell'euro, quindi nel 2026 il paese balcanico introdurrà la moneta unica, sulla quale però c'è un forte scetticismo, alimentato soprattutto dall'estrema destra. Vabbè, dai, sono ragazzi anche qua, insomma. Nel 2026 in Bulgaria l'euro sostituirà il lev a 18 anni di distanza dall'adesione all'Unione Europea. I sondaggi però dicono che oggi oltre il 65% della popolazione ritiene che il proprio paese non sia pronto per introdurre la moneta unica. No, ti chiedo, cugino, di rimettere un attimo sull'immagine Aspetta. Il partito di estrema destra Rinascita, lo stesso che ha accolto con i fischi l'arrivo della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in Bulgaria negli scorsi giorni, che non ci sarebbe anche nulla di male, insomma, non fa niente, si è in larga parte intestato questo scetticismo. Ieri, domenica 14 settembre, migliaia di persone hanno preso parte alle manifestazioni organizzate a Sofia e in altre parti del paese per chiedere le dimissioni del governo e protestare contro l'euro. Tra i partecipanti anche l'eurodeputato Petar Volgin, che ha insistito sull'indipendenza del paese. Nel frattempo la campagna di scetticismo e disinformazione è sfociata in una teoria secondo cui le banconote a 50 euro sarebbe volontariamente raffigurato il volto del diavolo o di una sorta di demone con le corna. Su alcuni gruppi social religiosi, ma anche in molti profili TikTok, e non solo in Bulgaria, viene mostrato come, piegando in modo particolare la banconota da 50, appaia il volto maligno di un demonio. Possiamo inquadrare lo schermo? Effettivamente, guarda, la prima cosa che mi viene in mente è proprio un'effigie del diavolo. Proprio. Effettivamente un po' ci assomiglia al demonio. Un po' ci assomiglia. Questi qui sono da rinchiudere, è gente da rinchiudere questa. Ma no, ma questa qui ha dai. dei gravi e dei problemi molto seri. Ma no. se vedi il diavolo in qualsiasi cosa. Ma guardatelo, ma non lo sembra, ma per favore, ma è gente... Ma cugino, ma tu ti sei sempre dichiarato satanista, non è un caso che tu Ma ora io sono stia negando. ateo, non è... Ma perché Ma mi cugino, ascolto lei deve qualche anche canzone? pensare che noi che siamo persone normali non vediamo il diavolo, ma se avessimo delle sostanze stupefacenti come quelle persone, probabilmente vedremmo molto di più. Quindi secondo te l'estrema destra bulgara è tutta gente piena di sostanze stupefacenti? Ma puoi solamente farti qualche sostanza allucinogena per vedere il diavolo in una banconota a 50 euro. Cioè, scusami. Un po' Questo come è Paolo vero, Brosio questo è quando ha vero. visto la Madonna, cioè era fatto di cocaina. Cioè... Questo è vero, questo Io è vero. sono sicuro che dal cavallo Lacerenza, come dicevamo prima, con una banconota da 50 euro potevi vedere il diavolo. Ci diceva, questa è sottile, questa è sottile. Ci diceva dalla regia che forse abbiamo un'altra chiamata, non so, ce l'avremo ancora. Veloce per favore, che abbiamo 1 minuto e poi dobbiamo salutare. Buonasera. Buonasera, velocissima. Tempi duri per i satanisti, si accorgeranno.
anzi si stanno già accorgendo. Senti un po', massima solidarietà ai bulgari, poverini, perché non sanno a cosa stanno andando incontro, e spero che queste proteste portino a una presa di posizione per ritornare sui loro passi e magari non entrare neanche, cioè fare in modo di uscire da questa gabbia, da questa Unione Sovietica Europea. Poi un'altra cosa Sì. è assolutamente non prendere l'euro, comunque massima solidarietà. Perché dice che sarebbe una disgrazia per loro entrare nell'euro. Un'altra cosa, scusami, colgo l'occasione con la telefonata della signora di prima. Sì. Fiorello era quello che faceva la pubblicità, che fa la pubblicità alla Wind, giusto? Che io ho tolto il giorno dopo. Vabbè, che questo personaggio è andato non a facciamo Sanremo nomi di marchi a prendere in giro i vaccinati che avevano avuto degli effetti avversi. Sì. Li prendeva in giro questa grandissima testa. Ah, vabbè. Quindi io il giorno dopo ho tolto l'adesione alla Wind, ok? E tanti dovrebbero fare così come me. No, Grazie, vabbè, buon comunque lavoro. lei ovviamente è libera di dire quello che vuole, noi però vorremmo evitare una querela da parte della Wind, quindi ci dissociamo da quello che ci ha appena detto. Signori, dobbiamo salutare, è tardissimo. Ci diamo appuntamento la settimana prossima? Sperando sempre di no. Speriamo di arrivare Mi in raccomando, orario, sempre magari. ricordare che giovedì dalle 3:30 alle 4:30 Va in onda ci sarà Crossroads, il programma Grazie. del cugino Vittorio, assolutamente di approfondimento musicale, puntata abbastanza, ma d'altronde è la puntata numero 104, quindi siamo a posto. In tema. In tema. Ora andiamo, vi salutiamo con una canzone che ha scelto Dopo il due signor belle Talebano. canzoni doveva esserci quella brutta, Ma non la è tassa da vero, pagare. ma non è vero, per soldi e per amore di Ernia. Io direi a settimana prossima e come sempre amici, viva i piedi! Non c'è se, non c'è ma che mi piego. Hanno la mia metà, se la chiedo, no. Lo faccio per soldi e per amore. Lo faccio per soldi e per amore. Che noi avremo pietà, chi l'ha detto? Né per Dio, umanità, né rispetto. Oh. Lo faccio per soldi e per amore. Lo faccio per soldi e per amore. Da bimbo non parla mai quanto avrei voluto e mai come mi aspettavo. Io fantasticavo, riguardo storie su una vita diversa e ciò che non può darmela a me non interessa. Fra che fa gli sbatti si fa gli ordini ai corrieri senza manco voler farli nell'ordine dei 6 zeri. L'erba voglio nel giardino del re è una bugia finché tra noi nessuno ci crede alla monarchia. Ateo che sa fare buon viso nella tempesta col sorriso, non è uscito ma è sempre fresco e preciso. Una madre malata non ti dà scappatoie, senza chieder nada preso casa con le storie. Alla mia prof delle medie che è stata importante essere d'esempio in come non diventare da grande. Ho preso l'auto più grossa in concessionaria solo perché per lei non andavo sulle mie gambe. Non c'è se, non c'è ma che mi piego. Hanno la mia metà, se la chiedo, no. Lo faccio per soldi e per amore. Lo faccio per soldi e per amore. Che noi avremo pietà, chi l'ha detto? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza